L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l'allattamento esclusivo al seno nei primi mesi di vita, seguito da un'integrazione della dieta con cibi complementari, idonei e sicuri, proseguendo l'allattamento al seno fino ai 2 anni di età e oltre, se desiderato da bambino e mamma. Per individuare il momento giusto è importante prestare attenzione ai segnali che il bambino ci dà per dirci che è pronto a ricevere l'introduzione dei cibi solidi, e questi sono la capacità di stare seduto e di tenere la testa diritta, la perdita del riflesso di estrusione della lingua, ossia una reazione dei bambini piccoli che li porta a respingere qualsiasi cosa che venga introdotta in bocca con un movimento della lingua che è spinta in fuori, e guardare con interesse gli adulti mentre mangiano, tendendo a protendersi verso il cibo e a raccoglierlo con le mani portandoselo alla bocca. E dunque, come iniziare l'alimentazione complementare? È importante abituare il bambino gradualmente a nuovi sapori e a consistenze diverse, non concentrandosi tanto sulla quantità dei cibi introdotti, ma su qualità e varietà. Ed ecco alcuni consigli. Non introdurre gli alimenti solidi troppo presto o troppo tardi rispetto al periodo indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Offrire un'ampia varietà di alimenti sani e freschi, di stagione e di sicura provenienza, e condividere il momento del pasto con il resto della famiglia, dato che il bambino a tavola assaggia il cibo ma assapora anche un momento di convivialità con la famiglia.